Bentornati a Mattino Verona, siamo in diretta con voi per parlare quest'oggi del tema del giorno, che lo ricordiamo è il vino e la vendemmia 2020, come è andata, quali sono le prospettive, ormai quasi alla chiusura insomma della vendemmia 2020. Infatti prima è arrivata la pandemia che ha fermato l'arrivo di manodopera, poi il maltempo persistente che ha rischiato di danneggiare, e in alcuni casi l'ha fatto, le colture del territorio. Il 2020 poi è stato un anno particolare, quindi per la vendemmia. A inizio settembre il governatore Luca Zaia aveva annunciato per la regione di un primato italiano nella produzione di ettolitri di vino, congratulandosi con i produttori. Per parlare di questo siamo in collegamento in diretta con il presidente di Coldiretti Verona, Daniele Salvagno. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, dunque, come stanno i vigneti e gli agricoltori veronesi dopo aver superato la pandemia e il maltempo? Quindi quanto hanno inciso questi ultimi due fattori sul territorio? Beh, teniamo presente che noi venivamo da un'annata record storica, quasi con più di 55 milioni di tonnellate di vino, e il lockdown ci ha reso impotenti nella vendita, soprattutto nell'Horeca e all'estero, per quasi 11 milioni di invenduto. Quindi siamo arrivati a una campagna viticola, che veramente c'erano delle forti preoccupazioni, soprattutto anche nel nostro territorio, ma come ben voi sapete gli agricoltori non mollano, sono sempre dei grandi imprenditori che si rimboccano le maniche, e quindi sono arrivati a una campagna portandola a pieno regime in sanità e anche veramente di abbondanza. Naturalmente siamo sotto i numeri stimati, che erano intorno ai 45-46 milioni, però c'è sicuramente un calo delle produzioni, ma la qualità direi che ha fatto da padrone. Soprattutto nel nostro cuore della Valpolicella c'era il timore che questi invenduti potessero far abbassare notevolmente il valore proprio delle uve, soprattutto le uve a riposo, che erano quelle un po' che creavano questo amarone di grandissimo pregio che ci invidia tutto il mondo. Ma la squadra, che soprattutto ha messo in piedi anche Coldiretti, nel far valere le ragioni di una produzione che poi naturalmente andava venduta fra 5 anni, perché l'amarone si mette a riposo adesso, ma i frutti ci saranno fra 5 anni. Quindi l'auspicio era appunto che la situazione Covid migliorasse e ne veniamo fuori elegantemente. Nel Valpolicella è successo la stessa cosa, un po' per le grandine arrivate sporadicamente sul nostro territorio, e un po' perché la leggera scarsità di prodotto ci ha permesso veramente di mantenere inalterato quasi i prezzi di vendita del prodotto. Quindi tutto sommato direi che è stata una stagione buona, ecco, da un punto di vista sia economico e remunerativo per il produttore, e sia anche per quanto riguarda la qualità intrinseca del prodotto. Certo. Ecco, in occasione del Cibus Forum a settembre, Coldiretti aveva stimato anche un calo delle vendite di vino causato chiaramente in gran parte dal Covid, ma non solo, perché ci sono, ricordiamo, le tensioni per i dazi statunitensi, la Brexit. Quanto pesa questo calo sull'export e sulle aziende vitivinicole? Beh, noi in fase Covid avevamo stimato 11 milioni di invenduto in tutto a livello nazionale, proprio perché in questa fase di Covid si erano fermati bar, ristoranti, enoteche, le esportazioni soprattutto. Teniamo presente che il mercato americano aveva bloccato container interi, la Cina lo stesso. Poi si sono messi hanno ripreso l'attività durante l'estate. Nel nostro locale veronese, abbiamo avuto la grande fortuna che una stagione del Lago di Garda, che era praticamente ferma fino a giugno-luglio, poi c'è stata la vera ripartenza e siamo arrivati nel ring finale con una chiusura direi tutto positiva anche per il Lago di Garda e per i turisti, con un bellissimo agosto, un bellissimo settembre.
Certo, certo. Ecco, poi chiudiamo con un'altra notizia. Voi negli scorsi mesi avete chiesto a gran voce la semplificazione del voucher agricolo per ottenere la manodopera nei campi, divenuta praticamente irreperibile a causa della pandemia, ovviamente. Da questo punto di vista, come sta procedendo, insomma, questa Chiunque richiesta? No, ma chiunque avesse un po' di buonsenso mette a disposizione tutti i canali necessari per mettere in condizioni un agricoltore di usare la propria manodopera. Quindi noi con gran voce abbiamo puntato su questo voucher esclusivamente in agricoltura per il servizio di raccolta, quindi in una forma veramente emergenziale nel quale c'erano i canali della manodopera dalla Polonia e dall'estero che non erano aperti, e quindi abbiamo chiesto in gran voce l'utilizzo del voucher. Tenete presente che in fase di emergenza bisogna utilizzare sistemi di emergenza. Il voucher era un toccasano per tutti noi agricoltori. Non si è voluto assolutamente utilizzarlo per, vorrei dire, quasi lobby di palazzo, ma non mi pare che andiamo a togliere nessun diritto al lavoratore, anzi agevolavamo anche tutte quelle persone che erano in cassa integrazione, che erano senza lavoro, che erano in difficoltà. Voi pensate a quanto il potere forte dei pensionati e degli studenti che magari si trovano a non dover frequentare, o lo stesso pensionato che è a casa con dei nipotini e che può mettere a disposizione qualche ora del suo tempo per raccogliere l'uva, le mele e, perché no, adesso che sta venendo avanti, anche l'oliva. Certo, certo, assolutamente. Ecco, per quanto riguarda l'oliva, come siamo messi, insomma, a livello appunto di qualità quest'anno? Allora, abbiamo una sanità del prodotto abbastanza buona, nel senso che non abbiamo avuto attacchi di mosca e tignole importanti, quindi vorrei dire che questi 6 mesi di lockdown ci ha creato anche un ambiente attorno all'olivo molto sano e salubre, quindi poca incontaminazione atmosferica, e essendo tutte sostanze liposolubili poi si trasmettono nell'olio. Abbiamo notato anche noi siamo nel Veneto, siamo e un po' nel nord Italia, siamo la regione alternante, nel senso che abbiamo avuto l'annata del secolo nel 2018, l'anno scorso pochissima produzione e quest'anno si ripresenta un'ottima produzione. I prezzi cerchiamo anche lì di sostenerli il più possibile, perché si è visto che altrimenti, se non si va a remunerare il produttore a raccogliere l'oliva, ed è difficilissimo raccoglierla, poi l'oliva rimane sulle piante. Naturalmente dobbiamo far fronte anche alle rese, in questo periodo sono molto basse, perché le piccole grandini che sono scese hanno fatto sì di bloccare l'oleazione, quindi questo processo di creare l'olio all'interno dell'oliva ne è venuto meno, quindi meno rese, però la qualità direi ottima. Benissimo, questa è una buona notizia. Bene, allora noi ringraziamo Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona, per essere stato con noi questa mattina. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti voi. Benissimo, allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e con nuove interviste per il tema del giorno di oggi, che lo ricordiamo è Vino e Vendemmia 2020. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.